Più che nessuno può stare fuori, più basso che nessuno può stare fuori, più alto che nessuno può stare fuori. Siamo qui velocemente, veramente cercheremo di essere essenziali, cercare di fare un dono, come si parla del più grande dono che è Dio, di carità, di amore. Cercheremo 3 punti, 3 parole di far capire a voi giovani quella che è la ricchezza della libertà. Primo punto veloce, eravamo giovani come voi, sto guardando voi e riguardo me diciottenne, fidanzato, andavo dalla chiesa, poi piano piano insieme con la mia attuale moglie, la fidanzata, in un percorso sempre più profondo di applicare la comunità. Quindi Dio, la comunità come se la rappresentava Dio, il cammino spirituale, che veramente è il cammino di crescita. Secondo punto, il matrimonio, l'essere coppia, ma soprattutto l'essere testimonianza come oggi, solo esclusivamente grazie a Dio. Quello che vi posso dire come sposi, siamo sposi da 24 anni, con la figlia di 22, vi possiamo dire una cosa: il segreto non è la società, non è certamente la vita comune, ma è la vita spirituale che la coppia insieme decide con l'incontro di Dio. Senza Dio è un segreto da questa è la nostra piccola esperienza che oggi cerchiamo nella semplicità, senza nulla di granché. Oggi siamo qui solo perché noi siamo molto discreti, ma solo proprio per Don Raffaele che ci teneva tanto che Irina veramente portassimo un piccolo segno, e con questo vi diciamo veramente ce la potete fare se riuscite veramente ad avere sempre come punto di riferimento questo. Io volevo dire a questi ragazzi che noi non possiamo assolutamente immaginare quello che il Signore vuole da noi. Noi ogni giorno scopriamo che tutto quello che pensiamo quasi non serve a niente, perché poi sono stravolte i nostri piani. Noi non siamo proprio ben esposti, però siamo insieme da 30 anni, diciamo che la metà del nostro cammino l'abbiamo fatta insieme. E questo abbiamo voluto vedere, che i nostri piani sono continuamente sconvolti, però il meglio. È vero che all'inizio sembra tutto un po' una catastrofe, però quando siamo sposati scende col Vangelo la casa sulla roccia, e devo dire che la roccia è veramente Dio, veramente Gesù nella nostra casa. Noi non è che ostentiamo la volontà cristiana perché non ci riesce a fare questo, non vogliamo dire che siamo una coppia che prega tutto il giorno perché non è vero. Però diciamo che cerchiamo di stare nel mondo e di non farci prendere troppo da questo mondo, sapendo che abbiamo una missione. Noi pensavamo di avere due figli, invece abbiamo avuto una sola figlia, però facendo questo lavoro che insegnano tutte e due le religiose, ecco, tutti i ragazzi hanno preso i nostri figli, abbiamo preso questa nostra, abbiamo capito che è questa la nostra missione, essere genitori di tanti ragazzi che si sono affidati a scuola, essere padroni all'Accademia dei giovani, oppure altre famiglie, eccetera. Indegnamente il Signore ci ha scelto per questo. E noi insomma, vediamo che la nostra famiglia non è solo la nostra piccola casa di 3 persone, ma è sempre piena di tante persone tipo diverse. E insomma i doni poi si vedono, non sono tutti materiali, però sono tutti di serenità. Non è che nella nostra vita non è successo niente, sono successe tante cose, però con l'aiuto del Signore diciamo che la fede
Giampaolo l'ho mantenuto, l'abbiamo mantenuto insieme. Vi dico coraggio, il matrimonio però è una scelta difficile, consapevole, però non si è in due, ma si è veramente in tre. Siamo convinti di questa cosa. Donaci la pazienza che sa affrontare un giorno nostro giorno. Signore, l'amore è benigno. Aiutaci a voler sempre il suo bene prima del mio. Signore, l'amore non è illuso. Insegnaci a gioire di ogni suo successo. Signore, l'amore non si vanta. Ricordaci di non riaffacciare ciò che facciamo per Lui. Signore, l'amore non stronza. Concedici il coraggio di dire ho sbagliato. Signore, l'amore non manca di rispetto. Fa che possiamo vedere nel suo volto il tuo. Signore, l'amore non cerca l'interesse. Soffia nella nostra vita il vento della gravità. Signore, l'amore non si arriva. Allontani i gesti e le parole che feriscono. Signore, l'amore non tiene conto del male ricevuto. Riconciliaci nel perdono che dimentichi troppo. Signore, l'amore non gode dell'ingiustizia. Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. Signore, l'amore si compiace della verità. Guida i nostri passi verso di te e sei via, vita, verità e via. Signore, l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto soccorre. Aiutaci a coprire l'amore i giorni che vivremo insieme. Aiutaci a credere che l'amore sposta le montagne. Aiutaci a sperare nell'amore oltre ogni speranza. Preghiamo. O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia di Nazareth, perché uniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine per Cristo nostro Signore.